Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziani. Oggi vi voglio parlare in questa piccola pillola dei segreti del libro eterno. Ma prima di tutto vorrei raccontarvi un po' come ho avuto i primi contatti con i cabalisti nella mia vita. Ebbene, come vi ho già raccontato in un altro video, da piccolino io stavo sempre da solo in un piccolo piazzaretto sotto casa, in una casa nei boschi, ed ero sempre circondato da verde, da verde dei boschi praticamente, ed ero sempre solo, soletto, e ogni tanto veniva a trovarmi qualche persona, mentre ero solo, soletto a giocare con come un bambino di 3, 4, 5 anni. Queste persone si mettevano davanti a me, mi guardavano, stavano lì un po' di tempo e poi se ne andavano. Ogni tanto erano diverse queste persone, non erano sempre le stesse, no? Però io non me ne rendevo conto perché vivevo nel mio mondo di un bambino di 3-4 anni. Crescendo però cosa è successo? È successo che ho incominciato a parlare, a capire certi concetti, e un giorno arriva uno che sembrava uno spazzacamino. Era un tipo molto particolare perché era difficile che ne avessi incontrati simili. Aveva una barba rossa, i capelli rossi, aveva gli occhi azzurri, aveva una camicia bianca ed era vestito di nero con un cappello. E io pensavo che era uno spazzacamino. Di solito lui arrivava, stava lì, mi fissava, era alto, in confronto a me che ero proprio piccolino piccolino, mi guardava e poi se ne andava. Ogni tanto piangeva, ogni tanto mi diceva Rabbi, come sei sceso in basso. Io lo guardavo e non capivo cosa voleva dire. Poi un giorno ha cominciato a dirmi: tuo papà e tua mamma si chiamano Tora e sono la Tora. È che io in quel periodo lì sapevo parlare, e preso da questo concetto, che non sapevo cos'era la Tora, ho pensato che i miei genitori si chiamassero Tora, però loro si chiamavano con un altro nome. Allora cosa ho fatto? Sono corso su, perché abitavo in un palazzo di 3 piani, e al secondo piano ho incontrato una cartomante famosissima nel mio paese, che si chiamava Mafalda. Allora gli racconto la storia come può raccontare un bambino piccolo. Gli ho raccontato: guarda, è arrivato uno spazzacamino e mi ha detto che i miei genitori si chiamano Tora. Lei mi guarda e mi dice: ma no, avrai capito male, avrà pensato che tu sei nato, i tuoi genitori sono nati sotto il segno del toro. Io ho capito Tora e sono andato a casa e ho raccontato questa storia ai miei genitori. Ho detto: guarda, c'è uno spazzacamino giù di sotto in cortile che viene a trovarmi spesso, l'ho già visto altre volte, e a un certo punto mi ha guardato e mi ha detto: i tuoi genitori si chiamano Tora e sono la Tora. E così ho accantonato questo messaggio di questo spazzacamino, cioè io ai tempi pensavo che era uno spazzacamino. Poi col tempo li ho rincontrati quando avevo 7 anni, 9 anni e a 15 anni, ma questo fa parte dei prossimi racconti. Comunque, crescendo ho sempre cercato cos'era questa Tora, e un giorno, guardando un film al cinema di Pearl Harbor, sentivo questi giapponesi che si buttavano contro le navi americane gridando Tora, Tora, e ho pensato: non sarò mica figlio di un kamikaze. Quindi, andando avanti nell'età, ho sempre cercato cos'era questa benedetta Tora, e bisogna ammettere che effettivamente la Tora è sempre stata un po' nascosta, anzi bisogna anche dire che chiunque parlasse di questa Tora veniva sistematicamente silenziato in ogni modo. Quindi oggi, in questo periodo storico, cari amici, noi abbiamo la possibilità di studiare dei libri cabalistici in cui si parla anche della Tora e anche del Pentateuco. Quindi, cari amici, oggi vi voglio parlare del libro dei segreti del libro eterno, scritto da Michael Lightman, uno dei più grandi divulgatori della Kabbalah esistenti, e edito dalla Psiche 2. Lo potete trovare nei migliori negozi italiani di libri online, tipo Il Giardino dei Libri o Macro Librarsi. Bene, ma di che cosa parla questo libro? Questo libro parla semplicemente dei primi 5 libri del Vecchio Testamento, il Pentateuco, e li descrive come si potrebbe fare semplice, però dagli occhi
visti da un cabalista, e quindi lo spiega come è realmente stato creato, perché fondamentalmente la Torah è stata nascosta dentro il Vecchio Testamento, è fatto per fare in modo che sia gli ebrei che i cattolici portassero avanti questa Torah nascosta dentro questi libri. Perché? Perché i cabalisti sono sempre stati un gruppo perseguitato in ogni secolo, e quindi oggigiorno noi abbiamo questa libertà di poter imparare la Cabala semplicemente perché dopo il 1995 è stato dato il compito ai cabalisti di divulgare il verbo, la parola della Keter. Perché 1995? Perché per i cabalisti dal 1995 il Messia è sceso sulla terra tramite i libri della Cabala. E visto che secondo i cabalisti siamo negli ultimi 300 anni, il compito di radunare tutti i cabalisti. Quindi se tu ti senti un cabalista o vuoi approfondire la parola della Cabala, I segreti del libro eterno è uno dei primi libri che bisogna incominciare a leggere e non può mancare nella libreria o biblioteca del vero esoterista. Quindi adesso avete capito come ho cominciato ad avere l'approccio con la Cabala quando ero piccolino. Poi chiaramente ho incontrato ancora questi personaggi che venivano a trovarmi, però fino all'età di 15 anni ho sempre pensato che era un gruppo di spazzacamini. Infatti loro mi dicevano che un giorno sarei diventato un maestro, e cosa è successo? Vado dalla maestra e gli racconto questa storia e gli dico: sa, ieri è arrivato un gruppo di spazzacamini e mi ha detto che un giorno sarà un maestro. E lei di spazzacamini chiedevo, ma gli ho chiesto pure: ma esiste una scuola per spazzacamini? E la maestra mi ha detto di sì. Bene, cari amici, adesso avete visto questo libro, I segreti del libro eterno, e vediamo anche un modo per approcciarsi a questa lettura che chiaramente vi consiglio. È una lettura molto semplice da fare e chiaramente non si può leggere solamente in una volta questo libro, bisogna leggerlo più volte per poter proprio gustare i messaggi profondi che lo scrittore Michael Lightman, che è un grandissimo maestro di Kabbalah, ci dona. E quindi il vostro Marietto veneziano vi ha già proposto un quadrante radiostesico, che è questo qui dell'Aleph. Vi ho già spiegato in grandi linee il concetto e i poteri e i doni che questo carattere ebraico ci dà, che poi è un carattere cabalistico. Quindi per poter sfruttare al meglio voi mettete il vostro testimone con la vostra fotografia, prendete il vostro pendolino e unite queste energie cosmiche, energie della Keter, con voi. Questo vi potrà anche aiutare a studiare meglio la Kabbalah, perché influisce con le forze di questo carattere molto potente. Ecco, adesso fermo l'esempio, vedete, e lasciate quanto tempo volete su questo circuito, su questo quadrante, la vostra testimone. Questo vi potrà aiutare maggiormente a poter studiare il libro dei segreti del libro eterno. Bene, cari amici, anche oggi vi rimetto questo libro. Il vostro Marietto vi ha dato questa pillola. Vi ricordo che solamente dal 1995 praticamente la Kabbalah è stata data a tutti. Prima praticamente era quasi vietato darla per il semplice fatto che i cabalisti sono sempre stati perseguitati e anche uccisi. Dovete solamente pensare che i romani nel 20 d.C. hanno ucciso e sterminato un paese di 14.000 cabalisti, bambini, mogli, donne e tutto quanto. Quindi è chiaro che i cabalisti sono sempre stati un gruppo esoterico che ha sempre cercato di nascondersi per non essere sterminato. Quindi, cari amici, dal 1995 tutti, bambini, donne e uomini, possono incominciare a studiare tranquillamente la Kabbalah. Grazie di aver seguito anche oggi questa piccola micropillola, e il vostro Marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e di Hildegarda, o di seguirci sui gruppi Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. Una pillola. Ciao.